Carlo confida nel pienone o è un'utopia, un sogno? No, noi siamo sempre ottimisti, sicuramente gente ne arriverà e speriamo che i posti bastano. Dopo mesi di stop forzato, le sedie tornano di nuovo a testa in giù. Finalmente, esclama il titolare della nuova tensostruttura esterna al pub di Silea e allestita in appena 24 ore proprio in occasione della riapertura di lunedì, per la quale, dice, si volgerà lo sguardo verso il cielo. Noi abbiamo 25 dipendenti che da 6 mesi sono in cassa integrazione. Adesso riprendiamo, certo non a pieno regime. A 500 metri da qui, nel noto locale lungo il Sile, è tutto pronto con tende e ombrelloni antipioggia. Anche qui lunedì si apre indipendentemente dal meteo. Cerchiamo di coprire un po' tutto, poi se c'è la pioggia c'è anche meno gente. Poi ovviamente se arriva l'uragano là le tende volano via, ma insomma speriamo di no. Più che il meteo avverso, spaventa il coprifuoco. È la titolare, insieme al fratello Walter, a spiegarne il perché. Perché ho paura che facendo così la gente si ammassa tutta alla stessa ora, è quasi peggio perché invece di diluirsi in un tot di ore faranno un afflusso tutti dalle 7 alle 9 per essere a casa alle 10. Vero è che la voglia di normalità e la speranza di un futuro migliore sembra nelle intenzioni più forte ed entusiasta di ogni paura e timore, anche del maltempo. A fare eccezione la tensostruttura che a pandemia superata, come è arrivata, scomparirà. Sicuramente la tolgo. Non la vuole tenere? No, vi aspettiamo lunedì numerosi.